Codroipo, ma in generale tutto il Friuli, piange la scomparsa di Carla Comisso, morta a 53 anni dopo una brutta malattia. Donna impegnata nel campo medico, era caposala in cardiologia all'ospedale di Udine e attivissima in politica. Era presidente del Consiglio Comunale di Codroipo con delega alle politiche giovanili, nonché ex assessore. Nel 2011 corse per la carica di sindaco. Ancora da fissare la data dei funerali, giorno in cui Codroipo proclamerà il lutto cittadino. Lascia marito e due figlie, tanti la ricordano con affetto, come ci ricorda Vittorino Boem, sindaco nel 2006 quando Carla Comisso entrò nella giunta comunale. Prima del ricordo c'è un dolore, c'è una difficoltà a parlare in questo momento, un po' Certo. perché pur sapendo quale poteva essere il destino, insomma non si è mai pronti. E poi le prime immagini che mi sono venute in testa quando mi hanno comunicato la scomparsa di Carla è che lei quando lavoravamo insieme, quando stavamo insieme, lei è stata prima quando ero sindaco io in consiglio di amministrazione dell'AS Moro e poi è stato assessore con me nel mio secondo mandato. Lei aveva sempre una proiezione verso il futuro, no? Si occupava dei giovani, pensava alle cose per quello che avrebbero potuto produrre successivamente. Pensare adesso a una persona di quell'età lì, così giovane, che viene a mancare quando aveva uno spirito che guardava sempre al futuro colpisce molto ed è molto, sì, è anche significativo probabilmente. Di lei posso dire che ha sempre avuto un'idea dell'occuparsi degli altri, con un'idea civica in senso pieno, no? Rivolta alla collettività, alla cittadinanza, ha sempre avuto questa proiezione. In tutte le posizioni in cui era, riusciva ad esserci, ad essere presente, ad essere piena, ecco. Sì, succede sempre che si dice quando poi viene a mancare una persona, insomma, ecco, in questo caso credo che sia proprio così, una persona piena, una persona che seppur una vita breve ha avuto una vita piena e realizzata.